Luca Sanfiorne, la Marca, 76enne ex titolare della macelleria del paese, in ospedale con gravi ferite dopo essere stato pestato a sangue da un bandito che voleva rubargli la catenina d'oro. L'allarme ai rincari riguarda anche la scuola. Le famiglie venete spenderanno oltre 1.000 euro in più per ogni figlio tra testi e materiale scolastico. Il dato di Federconsumatori, Treviso più cara di Milano. Il sindacato non basta il bonus libri. Meno 80-90% di produzione di vongole sul delta del Pole e ultime stime da incubo per il flagello del granchio blu nell'incontro stamane tra i pescatori e il governatore Zaia. Nel 2021 a Vicenza aveva violentato una bimba di 11 anni. Un 37enne cittadino bengalese è stato arrestato dalla squadra mobile, condotto in carcere dopo la condanna. Era ai domiciliari. Un bambino tedesco di 5 anni in vacanza con la famiglia a Cavallino Treporti, investito da un camper in retromarcia. Il piccolo d'urgenza in ospedale non sarebbe in pericolo di vita. Le RSU chiedono si sospenda la lavorazione nelle ore più calde. I vertici dicono no. Circa 300 operai lasciano il turno o non si presentano all'Electrolux di Susegana. L'azienda aveva distribuito angurie e sali ricostituenti. Era stato costruito con il legno devastato dalla tempesta. Bruciata in Trentino l'opera che simboleggiava la rinascita dopo Vaia. Dopo 25 anni non è più sacerdote. Luca Favarin, l'ex prete padovano attivo nell'accoglienza dei migranti, già sospeso a Divinis dalla diocesi. Il post su Facebook: non ho nulla di cui vergognarmi. In vacanza a Brunico in questi giorni, ieri visita lampo in attesa del capo dello Stato alle Tre Cime di Lavaredo, anticipato da uno stuolo di militari in divisa in borghese. Mattarella è stato accompagnato in auto fino al rifugio a Auronzo e poi in passeggiata. Buonasera, ben ritrovati, eccoci in diretta, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Iniziamo dalla cronaca e dal brutale episodio di violenza che si è verificato a Sanfior. Siamo nell'Alta Marca trevigiano, è ricoverato all'ospedale di Conegliano con 6 costole rotte, un polmone perforato e una lesione al fegato. Fiorenzo Zambon, 76 anni, ex macellaio di Sanfior appunto, picchiato selvaggiamente e rapinato nella serata di ieri intorno alle 21. Stava uscendo dal bar per raggiungere la propria abitazione, che dista qualche decina di metri, quando un malvivente sui 30 anni col passamontagna lo ha aggredito alle spalle per strappargli la catenina d'oro che aveva al collo. Zambon ha reagito, ne è nata una colluttazione col 76enne che ha avuto la peggio. Il rapinatore è fuggito con denaro e catenina, mentre l'anziano è rimasto ferito a terra, subito soccorso. Si trova ora ricoverato in ospedale a Conegliano, mentre i carabinieri stanno dando la caccia al responsabile di questa violenta aggressione. Andiamo ora al monitoraggio annuale che si fa sui prezzi in vista del rientro a scuola. Parliamo di rincari purtroppo ancora una volta a carico delle famiglie, più di 1.000 euro a figlio, la stima delle associazioni dei consumatori, in questo caso di Federconsumatori, con Treviso che risulta più cara di Milano. Sostanzialmente è uno stipendio a famiglia e a figlio per l'acquisto del necessario per la riapertura delle scuole di questo nuovo anno scolastico. Questo sarà l'impatto per molte famiglie in vista appunto della riapertura. Dati che arrivano dal monitoraggio annuale dell'Osservatorio Prezzi Nazionale di Federconsumatori. Un aumento del 4% per i libri e del 6,2% per tutto ciò che riguarda il materiale scolastico. Percentuali che per le famiglie si traducono in più di 1.000 euro a figlio, circa 600 euro in più per tutto il corredo scolastico e oltre 500 per i libri di testo. Sono degli importi pesantissimi sotto gli occhi di tutti, ai quali poi si aggiungono gli aumenti noti ormai che riguardano i trasporti, anche quello scolastico, e l'acquisto di strumenti tecnologici. Più 2% rispetto al 2022 anche per PC e tablet ormai indispensabili per gli studenti. Dati che vanno ad incidere anche sulle reali possibilità di accesso all'istruzione degli studenti. Non va meglio neppure se consideriamo i valori della Marca. Rispetto alla media nazionale noi ci attestiamo fra i dati più alti, cioè nel nostro territorio gli aumenti sono stati più consistenti rispetto ad altre città prese in considerazione. Sul valore medio rilevato, infatti, il caro scuola a Treviso è più alto rispetto a città come Milano, Palermo e Firenze. Intanto, dal Ministero arrivano alla Regione Veneto 6,3 milioni di euro per aiutare le famiglie in difficoltà. La Regione ha infatti approvato il bando 2023-2024 per la concessione del contributo regionale per la fornitura totale o parziale di libri di testo e contenuti didattici alternativi per alunni delle scuole secondarie di primo e secondo
secondo grado, statali e paritarie. Ma da Federconsumatori il no alla politica dei bonus. Bisogna agire sul lungo periodo. Sono tutte misure che vanno bene, unite anche a quelle dei comuni e quant'altro. Il problema è che siamo di fronte a un ennesimo bonus, ma il problema appunto non è ormai più congiunturale, ma strutturale. Parliamo ora di granchio blu. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha incontrato questa mattina a Porto Tolle, in provincia di Rovigo, gli operatori del settore della coltivazione dei molluschi, che quest'anno vedranno quasi completamente azzerata la produzione di vongole. I pescatori oggi chiuderanno il loro bilancio delle 52.000 tonnellate di vongole veraci. Si pensi solo che quest'anno si segnerà un meno 80, meno 90%, e quindi si ritrovano a pescare loro malgrado un granchio blu che vorrebbero non vedere e non solo non pescare. Produzione 2023 di vongole quasi azzerata dal granchio blu. Sul delta del Po il presidente del Veneto Luca Zaia ha incontrato gli operatori del settore della coltivazione dei molluschi, alle prese con quello che è un vero e proprio flagello. È un'emergenza perché sta minando non solo l'ecosistema lagunare e fluviale, ma l'economicità di impresa di circa 3.000 imprese. Da maggio a giugno abbiamo avuto un'esplosione della presenza di questo crostaceo che sta annullando tutte le biocenosi lagunari e fluviali, con il rischio che a fine anno non vi siano più le vongole veraci nei piatti, ma purtroppo solo questo crostaceo. Ci tenevamo che l'istituzione, in questo caso la più alta istituzione della Regione Veneto, venisse in quella che è la seconda marina più importante del Veneto, qui a Porto Pila. Alle nostre spalle ci sono ormeggiati una sessantina di pescherecci di altura e questo porto nel movimento a un centinaio. Stiamo parlando di un valore che è attorno ai 40 milioni di euro. Fondamentale dunque lo stato di emergenza che si attende che il governo proclami. Se riusciamo ad avere la dichiarazione dello stato di emergenza, che è esattamente quella che ha chiesto il Veneto l'8 di agosto, noi possiamo avere tutta una serie di misure per gli imbarcati, gli ammortizzatori sociali, aiuti, deroga nei pagamenti, e cercare di fare questa azione di accompagnamento finché la situazione torna a ristabilizzarsi. Certo è che siamo molto preoccupati. Perdita economica ma anche identitaria, dice Zaia davanti agli operatori. Cosa potrebbe essere il Veneto senza la produzione di vongole, cozze, la produzione di quello che è la piccola pesca, insomma tutto quello che si fa? Sarebbe un altro Veneto. Allora questa è una battaglia che dobbiamo portare avanti. Per i consiglieri regionali del Partito Democratico, Jonathan Montanariello e Vanessa Camani, chiedere lo stato di emergenza o puntare sulla commercializzazione del granchio blu non basta. Zaia, dicono, protagonista di show e boutade facili, non sta facendo abbastanza. Occorre un'azione immediata della Regione per ristori e opere di mitigazione. Torniamo alla cronaca. Violentò una ragazzina con meno di 12 anni. Straniero arrestato dalla polizia finisce in carcere dopo la condanna. Nel 2021 si era reso responsabile di violenza sessuale su una bambina con meno di 12 anni. Un 37enne cittadino bengalese è stato arrestato dalla squadra mobile e condotto in carcere. Il provvedimento è conseguenza della sentenza di condanna a 3 anni e 11 mesi di reclusione, ora passata in giudicato, emessa dal Tribunale di Vicenza. All'epoca del fatto l'uomo era già stato arrestato. In seguito gli erano stati concessi gli arresti domiciliari. Le indagini erano partite dopo la segnalazione fatta alle forze dell'ordine dalla madre della minore. Dopo la denuncia vennero effettuati gli accertamenti anche con l'analisi del DNA, a seguito dei quali l'aggressore venne arrestato. Nei giorni scorsi, una volta divenuta definitiva la sentenza di condanna, il giudice ha sostituito la misura degli arresti domiciliari cui era stato sottoposto il bengalese con quella della carcerazione. In considerazione della gravità di quanto accaduto, il questore di Vicenza Paolo Sartori ha disposto l'avvio delle procedure per la revoca del permesso di soggiorno, in modo da poter espellere il soggetto dal territorio nazionale una volta espiata la pena. Attimi di paura questa mattina a Cavallino Treporti, dove un bambino di 5 anni è stato investito da un camper in retromarcia. Un piccolo turista tedesco di 5 anni in vacanza a Cavallino è stato investito davanti alla sbarra d'ingresso di un campeggio di Cassavio.
Un camper con targa tedesca stava attendendo di poter entrare quando, mettendosi lentamente in marcia per avanzare, non ha visto il bimbo attraversare in bicicletta e l'ha toccato, facendolo cadere a terra, ma fermandosi subito. Sul posto è giunta la Croce Verde e per i rilievi e la ricostruzione la polizia locale di Cavallino. Il piccolo, con il caschetto allacciato, è sempre rimasto cosciente, seppur spaventato, e non è in pericolo di vita. L'ambulanza ha chiesto poi il supporto dell'elicottero del SUEM, che è atterrato nelle vicinanze poco dopo per il trasferimento in pediatria all'ospedale di Padova per tutti gli accertamenti del caso. Il mondo della palla ovale piange l'improvvisa scomparsa di Alessandro Gerardi, 61 anni, attuale coach dei ragazzi dell'Under 16 del Rugby Feltre, ma che nel corso della sua lunga carriera aveva allenato in diversi club d'Europa, Francia e Inghilterra e in provincia di Treviso, a Mogliano e al Tarvisium. Gerardi si è accasciato dopo una seduta di allenamento lunedì sera al campo sportivo di Segusino, dove la formazione del Feltre si allenava grazie a un accordo di collaborazione con gli amici della palla ovale di Valdobbiadene e Segusino. Malgrado i tentativi di rianimazione eseguiti dai sanitari del SUEM, coach Gerardi non è riuscito a superare la crisi. Originario di Venezia, viveva a Feltre ed è stato proprio il presidente del Rugby Feltre, Paolo Aspodello, a comunicare la drammatica notizia. L'unica consolazione, ha scritto, è sapere che Alessandro ha fatto fino in fondo ciò che più gli piaceva. Parliamo ora delle temperature record. A soffrire particolarmente sono gli operai nelle fabbriche. All'Electrolux di Susegana l'azienda distribuisce sali minerali e angurie, ma non basta, dicono i lavoratori. In centinaia hanno disertato, ma non si tratta di assenze ingiustificate. Resta il braccio di ferro sul pagamento delle ore non lavorate. La fetta d'anguria è gradita perché è buona in questo caso, chiaramente non basta, non è ciò che serve di fronte a queste calure estreme che stanno colpendo in periodo, tra l'altro anche non in genere dove si è già con delle maggiori frescure. Più che una fetta d'angurie e sali ricostituenti distribuiti in mensa, alla dirigenza Electrolux, sindacati e RSU avevano chiesto la possibilità di evitare le ultime 3 ore del turno mattutino tra le 13 e le 16, insomma il momento più torrido della giornata. Richiesta respinta, con la conseguenza che alcune centinaia di lavoratori hanno anticipato l'uscita dal turno mattutino o non si sono presentati all'inizio di quello pomeridiano fissato alle 14, una sorta di diserzione comunque consentita dai responsabili della sicurezza, che autonomamente hanno decretato condizioni di lavoro impraticabili. Questo significa che non sarà assegnata assenza ingiustificata, ma si apre il capitolo sul pagamento delle ore non lavorate. Si prospetta un braccio di ferro. L'ammutinamento causato dalla calura ha riguardato in particolare gli addetti della parte più vecchia dello stabilimento. Dentro nella fabbrica, nelle linee di montaggio, nei reparti, soprattutto la parte vecchia della fabbrica, le temperature sono davvero elevate, 33-34 gradi, qualche posto anche di più, e con un'umidità che aumenta ulteriormente la fatica e la temperatura percepita. La fabbrica non è climatizzata. E questo può avere delle conseguenze in materia di sicurezza. Soltanto nelle ultime 24 ore si è registrato un infortunio, lo riporta il cartellone elettronico fuori dai cancelli. Un'operaia si è fratturato un piede durante una movimentazione. Lo stress termico è proprio questo, stressa le persone e può produrre della fatica maggiore anche di attenzione. Ovviamente non sappiamo se sia questo o no il caso, ma di certo non aiuta nella concentrazione, non aiuta nella sicurezza e nella salute dei singoli operai, che sono quelli colpiti. Da qui la necessità di nuove misure generali, non solo cassa integrazione, anche alla luce del cambiamento climatico in atto, dice sempre Breda. Intanto, dentro e fuori Electrolux, il salario è più sudato che mai. Fa troppo caldo, sì. Resistiamo e basta. Guarda come sono sudato. Secondo voi? È massa calda. E da oggi bollino rosso nel veneziano, temperature record a Mirano, picchi di 40 gradi. Abbiamo chiesto ai cittadini come stanno affrontando il caldo di queste giornate. Come lo combatte lei questo caldo? Beh, diciamo che mi muovo poco, molto meno del solito. Aria condizionata a casa? No, non ce l'ho, perché ho una casa molto fresca e l'aria condizionata mi fa male ai cervicali. Io in questo momento sto trascorrendo il mese di agosto in collina, quindi sono qui solo rientrata per fare un po' di commissioni. E come l'ha trovato il clima della città? È
è un po' afosetto, però non, dai, diciamo che è ancora sopportabile. Insomma, le ore centrali, come sempre, bisogna stare attenti. All'aria condizionata lei a casa? Sì, adesso non mi muovo più. Il caldo è come una malattia quest'anno. C'è stato il Covid, adesso c'è il caldo, una certa età lo si soffre molto. Pericoloso, dice. Come una malattia. Per ripararmi però, adesso vado dentro dove c'è la climatizzazione. Come si affronta questo caldo? Come si affronta? Stando a casa, se fossimo più intelligenti, ma visto che non lo siamo, usiamo lo stesso. Vedo che lei ha il cappellino. Il cappellino sì, aiuta molto il cappellino. Senza il cappellino è un po' più pericoloso. Lei è abbronzatissimo. Sono stato al mare. Al sole quindi? Ma c'è l'aria, c'è la brezza marina. Voi siete riparati all'ombra qui di un bar? In particolar modo, oppure in pasticceria c'è l'aria condizionata anche dentro, ma è piacevole a volte stare anche fuori. Si sente meno la diversificazione dall'aria fredda al caldo. Se dura relativamente poco, lo sopportiamo. Come ci si protegge da questo caldo? Bevendo ombre. E ombre è l'unica roba che risolve il problema. Il caldo è sempre stato, non è la prima volta. Solo che abbiati non che gerimo. Ricordo che si diceva una volta strade bianche, non perché non fossero asfaltate, perché il sole da quanto era forte le bruciava e la terra diventava bianca. Bruciato il Drago di Vaia a Lavarone, l'opera dell'artista altopianese Marco Martalar è andata completamente distrutta. Le fiamme in pochi minuti lo hanno completamente avvolto e divorato. Se n'è andato così il Drago di Vaia, l'opera d'arte dell'artista altopianese Marco Martalar, posizionata a Lavarone sull'Alpe Cimbra. Ecco ciò che rimane del grande drago, alto più di 6 metri, costruito con 2000 scarti di arbusti, legno di risulta della tremenda tempesta Vaia. È grande lo sconforto dello scultore. Pensare a tutto il tempo che ho dedicato a fare quell'opera lì, che in 20 minuti sia andata persa, è proprio tanta fatica per fare, poca per distruggere, è proprio così. Il rogo è scoppiato ieri sera poco prima delle 22 con fiamme visibili anche da lontano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, non è esclusa la pista dolosa. Quando è la natura fare un disastro la comprendi, la capisci, no? Perché non lo fa in maniera colpevole. Quando invece l'essere umano farlo, allora sì, è difficile da metabolizzare. Un'opera che aveva richiamato migliaia e migliaia di visitatori e anche oggi sono molte le persone che hanno raggiunto il luogo dell'incendio. È forte il dispiacere della comunità di Lavarone. Ma lo rifarà il drago? Adesso è troppo, cioè non puoi fare una cosa che è unica, cioè ogni pezzo è unico, non puoi ricostruire da zero, cioè adesso come adesso non mi viene in mente niente, come non so. Sono qui, sono venuti su delle persone anziane che piangevano proprio come aver perso un caro. E ora dovremmo avere collegato in diretta, eccolo qua, Cristian Arboit da San Fior insieme a Nicoletta Rizzetto, luogo di questa brutale rapina di cui vi abbiamo parlato in apertura. A te Cristian, buonasera. Sì, buonasera Lina, siamo sul retro, il fatto del municipio di San Fior, nel cuore quindi del paese, la rapina, questa brutale rapina in questa casa, la macelleria è sotto, sopra l'appartamento, poi nel telegiornale di Treviso vi mostriamo tutto nel dettaglio. Fiorenzo Zambon, 76 anni, stava rientrando a casa verso le 21:30, era appena stato in questo bar, il bar nazionale, quando è stato sorpreso all'interno del cortile dell'abitazione da un delinquente travisato con passamontagna. Lo ha rapinato, la colannina, 500 euro in contanti, probabilmente parte dell'incasso della giornata. Un'aggressione davvero brutale. L'uomo si trova in ospedale e qui ovviamente ci sono gli avventori di questo bar che ben lo conoscono. Buonasera
ma lei è il figlioccio, diciamo che Zambon è il suo padrino di Cresima, mi diceva. Qual è la reazione di fronte a questa aggressione? Sgomenti, veramente sgomenti, perché una reazione così non era prevista in un paese così piccolo. Trovarsi qualcuno che ti aspetta nel giardino di casa, sì, non è da tutti, insomma, non penso succeda in tutti i paesi. Fiorenzo veniva spesso qui la sera, era un luogo di ritrovo. È conosciuto, molto conosciuto in paese, tutti lo conoscono e tutti penso siano rimasti abbastanza sconvolti. Ecco, siete rimasti sotto shock sostanzialmente un po'. Sì, perché non si può accanirsi, lo hanno picchiato duro, non ci si può accanire con una persona che ha 80 anni, non è giusto. Al di là del gesto di rubare un orologio o quello che è, va bene, gli dai un'ammazzata ma non puoi accanirti in un modo così atroce, dai, fa schifo. Grazie, in effetti è stata un'aggressione, dicevamo, brutale. Adesso Lina cerchiamo di capirne di più, io e Nicoletta Rizzetto ovviamente ci ritroviamo, ci aggiorniamo nel corso delle prossime edizioni. A te la linea. Grazie Cristian, grazie a Nicoletta di averci dato il polso di quella che è il sentimento nel paese in cui è successo questo fatto davvero incredibile per i nostri piccoli centri. Noi andiamo avanti, parliamo dell'avvio questa mattina dello screening sanitario sui richiedenti asilo arrivati alla scuola Falconetto e alla palestra di Feriole nei giorni scorsi. Siamo nel Padovano. Una giornata di visita iniziata a metà mattina per tutti i migranti accolti nelle due strutture messe a disposizione nel Padovano. I medici e i volontari della Croce Rosa sono andati sia nella palestra di Feriole, dove è alloggiato l'ultimo gruppo di profughi arrivati lunedì sera dalla Sicilia, che alla scuola Falconetto nel quartiere Forcellini. Abbiamo indirizzato laddove abbiamo trovato patologie importanti sia all'ospedale di Abano che all'ospedale di Sant'Antonio 3 di questi migranti, mentre stiamo facendo uno screening anche sulle persone ospiti che non hanno patologie. Finora i ragazzi stanno bene, non hanno nessun tipo di patologie infettive e abbiamo trovato problemi riguardanti ferite, ulcere, percosse ed ustioni. Cicatrici e traumi del loro viaggio della speranza. I profughi arrivano tutti dalle zone dell'Africa subsahariana, poi sono partiti dalle coste della Libia e della Tunisia fino a raggiungere le spiagge della Sicilia. La Croce Rossa ha previsto controlli medici a giorni alternati e in caso anche un sostegno psicologico. Sicuramente escono da esperienze traumatizzanti e da percorsi molto faticosi. Abbiamo deciso questo screening proprio per focalizzare la nostra attenzione sugli aspetti fisici ma anche sulle ripercussioni psicologiche di questa esperienza. Quindi noi abbiamo anche un gruppo di psicologi che sono coinvolti proprio negli eventi relativi alle grandi emergenze che attiveremo nel caso trovassimo la necessità di appoggiare questi ragazzi. Le giornate dei migranti intanto trascorrono lente con qualche partita di calcio sotto il sole rovente e i panni stesi ad asciugare. Ora bisognerà anche strutturare l'accoglienza, altrimenti il rischio è che alcuni di loro si allontanino, come già accaduto alla Falconetto. Nel frattempo a Padova dovrebbero arrivare altri 19 profughi che verranno distribuiti nei CAS e nelle strutture appena allestite. E non è più sacerdote Luca Favarin, l'ex prete attivo proprio nell'accoglienza dei migranti, già sospeso a Divinis dalla diocesi di Padova. Arriva così la comunicazione che dopo 25 anni termina la mia esperienza come ministro di culto cattolico. Io non ho proprio nulla di cui vergognarmi. Affida ancora una volta alla sua pagina Facebook l'annuncio dell'arrivo della dispensa papale Luca Favarin, l'ex sacerdote padovano sospeso a Divinis dalla diocesi di Padova nel dicembre dello scorso anno. Da oggi Luca Favarin abbandona il celibato ecclesiastico e torna allo stato laicale. Come ha sempre continuato a fare, la sua vita adesso sarà dedicata all'accoglienza per migranti e richiedenti asilo e alla cooperativa che gestisce il ristorante ecosolidale Strada Facendo. Non rinnega la fede, ma per la Chiesa ha parole dure. Quello che tu fai non c'entra niente con noi, non c'entra niente con la Chiesa, mi è stato detto, concludendo con una dichiarazione a effetto:
Magari poi, chissà, un giorno avrò pure voglia di un figlio accanto ai tanti arrivati dal mare. Visita a Lampo, ancorché in attesa ieri mattina del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle Tre Cime di Lavaredo, anticipato da uno stuolo di militari in divisa in borghese. Il capo dello Stato è stato accompagnato in auto fino al rifugio Auronzo e poi in passeggiata al Lavaredo. Mattarella si trova da qualche giorno in vacanza a Brunico, in una località top secret, e ieri, come aveva fatto qualche giorno prima a Cortina, ha fatto un passaggio ai piedi delle Tre Cime. Immaginate, Massimo, il cordone di sicurezza e di privacy intorno al Presidente. Ora andiamo alla soddisfazione per il gruppo sportivo delle Fiamme Oro di Padova della Polizia di Stato ai mondiali di Budapest, soddisfazione che porta il volto di Tamberi. Gianmarco Tamberi, l'atleta delle Fiamme Oro di Padova, è campione mondiale nel salto in alto ai mondiali di Budapest in Ungheria, una vittoria che mancava al palmarès del campione marchigiano che nella sua carriera è stato campione europeo e medaglia d'oro alle Olimpiadi. Una vittoria netta con un salto di 2,36 m davanti all'americano Harrison e al qatariota Barshim che con lui aveva vinto l'oro a Tokyo. Gianmarco Tamberi in qualificazione ci ha fatto tremare, ma noi sappiamo che poi al momento giusto sa sempre essere l'atleta che tutti conosciamo, un vincente. In effetti, quando poi a 2,36 m si è trovato il match ball per poter vincere la gara, ha superato la misura alla prima prova e ha annientato la resistenza degli avversari. Una vittoria strameritata che ha fatto sì che Gianmarco Tamberi, dopo aver vinto il titolo olimpico, il titolo europeo indoor e all'aperto, il titolo mondiale indoor, si è potuto portare a casa anche questo grande e straordinario alloro mondiale. Gli atleti delle Fiamme Oro padovane in gara a Budapest sono molti, occhi puntati su Elisa Molinarolo, saltatrice con l'asta veronese, e poi campioni di Tokyo in cerca di nuove imprese. Ci sono poi anche altri atleti, ovviamente, c'è Massimo Stano che avrà tanta voglia di rifarsi dopo il ritiro sulla 20 km di marcia, per lui la 35 km di marcia. Marcel Jacobs, che speriamo possa guidare come a Tokyo la staffetta 4% verso una buona medaglia, poi vedremo se sarà possibile questa cosa, e Ayomide Folorusso che farà i 400 ostacoli. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. Ora le previsioni del tempo e poi l'edizione di Venezia. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. L'anticiclone africano occupa stabilmente l'Italia. Arrivano conferme sull'arrivo di una perturbazione capace di rinfrescare. Ma secondo le attuali proiezioni il caldo estremo insisterà fino al weekend del 26 e 27 agosto. Il dettaglio intanto di giovedì 24 agosto. Sul Veneto, come ci mostra la grafica, avremo un ampio soleggiamento con cielo limpido e sgombro da nubi. Clima afoso, il caldo si farà sentire anche di notte con temperature minime che faranno fatica a scendere sotto i 26 gradi, massime che si spingeranno diffusamente sopra la soglia dei 35 gradi con punte di 37 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso tanto sole, cielo in prevalenza sereno. Sui monti nel corso del pomeriggio si avrà qualche annuvolamento. Temperature minime tra 21 e 25 gradi, massime sui 34-36 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà anche in questo caso molto soleggiato con qualche nube alta innocua. Temperature minime intorno ai 21 gradi, massime sui 35-38 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.